In molti si domandano cos'è questa nuova iniziativa, si chiama Penalty Award. Tra non molto vi daremo ragguagli e dettagli su questa manifestazione che completerà la stagione 2013-2014 di penalty, tra non molto, ancora qualche settimana di attesa. Allora salutiamo adesso in postazione Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Con lui subito naturalmente tra non molto parleremo del campionato di calcio a 5, una finestra importante che abbiamo inaugurato in questa stagione all'interno della nostra trasmissione. Però prima dobbiamo parlare di prima categoria, lo facciamo con Cosimo Montalto, capitano nonché capocannoniere di questo Trecastagni del girone E, che ha, non dico ucciso il campionato, però insomma dalla prima giornata sin qui è stato sempre al primo posto. Guardiamo la schermata della classifica perché la voglio commentare insieme a Cosimo. Allora, Trecastagni con 54 punti, il Calatabbiano che per molte settimane ha cercato l'aggancio ma non c'è quasi mai riuscito, a dimostrazione insomma del vostro organico che è sicuramente importante. Cosimo. Ettore, il Calatabbiano è una gran bella squadra, noi lì all'andata abbiamo vinto 3-1 e in casa perdevamo. Siamo partiti male, perdevamo, poi 1-0, poi alla fine gli ultimi 2-3 secondi del finire la partita ci hanno pareggiato 3-3. Quindi è la dimostrazione che è un Calatabbiano importante. È una squadra viva, è una squadra ben organizzata, di un grande allenatore che è ex anche giocatore, Graziano Sì. Peri. Sì. Fatta di gente di esperienza e sono una gran bella squadra. Chi ti ha deluso in questo girone E del campionato di prima categoria, Cosimo? Guarda, ti posso dire che non li conoscevo tutte queste squadre, quindi più o meno da C Sant'Antonio, Calatabbiano, queste sono squadre che alla fine hanno sempre fatto queste categorie. È vero. Quindi la C Sant'Antonio aveva organizzato tranne la C Sant'Antonio un team importante. Trecastagni sempre eccellenza, promozione, quindi Blasone è una gran bella piazza, però alla fine il campionato è difficile. È stato. Sì, è vero, dimmi. C'è da dire che c'è stato un momento in cui il Trecastagni aveva rallentato, il Calatabbiano ha rallentato a sua volta. Ha rallentato Forse il Calatabbiano un po' deve mangiarsi le mani. È vero, sì, ci sono stati sì, alcuni momenti. Abbiamo rallentato per mettere la benzina di nuovo. Però è anche vero che per vincere i campionati ci vuole anche un po' di fortuna, non solo il grande organico. Però diamo merito comunque a un Trecastagni ci mancherebbe, che come organico il fatto che abbia guidato questo girone dalla prima giornata insomma dimostra qualità, quantità, professionalità, e organizzazione perché ci sono dei dirigenti, degli sponsor che aiutano anche la società. È un presidente ambizioso e pazzo, nel senso pazzo perché non vuole perdere neanche a carte consapevoli. È giusto che sia quindi così. È ambizioso. E la prossima stagione che farete? Punterete in alto anche per il prossimo anno? Sicuramente, anche perché la maggior parte saranno riconfermati che sono tutti ragazzi che l'eccellenza la fanno con gli occhi chiusi, quindi penso che la maggior presente parte che dentro rimarrà. questa squadra c'è un'ossatura di una mia juniores importante, no? Sì. C'è Cosimo Montalto, Roberto Balsamo, Salvo Indelicato. Diciamo che Salvuccio ha avuto in questi giorni un piccolo fastidio muscolare, quindi però l'unica cosa che ci tengo a precisare, Salvo Chiaramonte, certo, che ha avuto ultimamente un incidente, gli voglio fare a noi nome della società di tutti un grande in bocca al lupo perché sta vivendo un periodo non bello. Quindi prossima stagione importante perché con questa ossatura volete tentare un altro ennesimo momento positivo di promozione. Guarda, il presidente è ambizioso, quindi dice l'anno prossimo voglio fare la squadra anche a vincere, quindi l'organico c'è, secondo me sistemare la rosa con un 3, 4, 5 innesti, cioè già l'intera rosa c'è, quindi è vero. Si può fare un buon Va campionato. bene, speriamo bene e speriamo magari di festeggiare insieme a voi il momento della promozione nel campionato di promozione. E adesso parliamo di calcio a 5, lo facciamo subito con i risultati di questa giornata. Parliamo di Serie C1, il campionato regionale che seguiamo in prima linea noi di penalty, giunto oggi alla sua 24esima giornata. I risultati insieme a Federica. Azzurri Futsal Palermo, dilettantistica Regalbuto, 6-4. Città di Leonforte, Arcobaleno Ispica, 3-2. Futsal Catania, Mabonat, 2-2. Arboro Sporting Club, Virtus Termini, 6-0. Juventus Gaetano Scirea, Futsal Peloro, 1-3. MM Futsal, Nissa Futsal, 1-1.
Real Calcio Mascalucia 0-3. Progela Ennese 3-2. Vittoria importante della squadra palermitana dell'Azzurri Futsal e beh, penso che a questo punto forse, dico forse, è stata definita la classifica finale. Non so se sei d'accordo. No, ancora no, perché ci sono degli scontri diretti, Ettore. Possiamo andare a vedere la classifica, la Nissa è ancora lì, sono solo 3 punti di distacco. Però ha fatto un passo avanti importante la squadra di Palermo. Sì, però la prossima giornata giocherà in trasferta col Virtus Termini. Abbiamo parlato in Virtus Termini nelle scorse giornate che a dispetto del terzultimo posto è una squadra ostica, difficile da affrontare nel proprio campo. Mentre la Nissa giocherà in casa con la Juventus Gaetano Scirea, che ha un po' di magagni in casa, esonerato l'allenatore Gritto nonostante i 40 punti, quindi dovrebbe essere una partita tra virgolette sempre tranquilla. L'Ispica allo stesso modo affronta la Real Calcio, uscita dalle ossa rotte dal match contro il Mascalucia, dove Marchese ha imposto il suo valore tecnico e ha portato il Mascalucia a questo punto a un passo dalla salvezza. Buona vittoria del Progela in casa con l'Ennese, altrettanto per l'Arbor che vince per 6-0 in casa con la Virtus Termini, un po' meno l'MM che nonostante l'esonero del mister Gaetano Cannavò ferma la Nissa in casa, ma era l'ultima possibilità per poter sperare ancora nel primo posto. Per quanto riguarda comunque la zona bassa della classifica, vince la Peloro, che al momento sarebbe salva nonostante il quintultimo posto, perché non disputerebbe i play-out contro la Virtus Termini. Giornata povera di emozioni comunque, perché 39 gol sono pochi in un campionato di calcio a 5. Beh, equilibrio importante. Nonostante comunque, questo ci fa capire che a 4 giornate dal termine Tutto la è tensione ancora- è tanta e tutto le è ancora da squadre si decidere. studiano. Ettore, scusami un secondo. Il cappelletto sul derby che c'è stato alla Esatto, Ciriale, ecco. e intanto volevo anche dare il benvenuto al campionato di C1, perché l'anno prossimo disputeranno il campionato di C1 lo United Capace e il Mortellito, che ottengono la promozione dal campionato di C2 con una giornata di anticipo, e poi il giusto cappelletto al derby Sì. di Cireale con non poche polemiche. Il Catania Calcio a 5 si impone per 4-1 appunto al Palavolcan di Acireale. È stato definito il derby degli ex, perché effettivamente 3 dei 4 gol del Catania l'hanno segnati Rizzo, doppietta, 1 su calcio di rigore, e Bidinotti, che hanno portato la Cireale dove oggi si trova. Ciò nonostante comunque la squadra di Samperi ha giocato una grandissima partita, recrimina anche per delle decisioni arbitrali dubbie, e comunque meritava sicuramente un punteggio più, che gli sorridesse sicuramente di più. In ogni caso comunque la Cireale non vede la propria classifica compromessa, mancano 2 giornate, 4 punti di distacco dalla zona playoff. La Cireale l'anno prossimo disputerà tranquillamente il campionato di A2, però questa sconfitta brucia, specie per quello che era successo all'andata. Benissimo, Cosimo, ma calcetto ancora è presto, sì, dai. Ancora c'è una carriera importante, no? Poi portare questo Trecastagni a livelli importanti, però io credo che il fenomeno futsal è in continua crescita. Guarda, il calcetto secondo me è un altro tipo di sport. Concordo. Per chi è abituato a giocare calcio a 11 e si Trova un po' in medesima nel difficoltà, giocare deve calcio lavorare a molto 5, per mentalizzarsi. Non è facile. È vero. Allora, invece non hanno trovato molte difficoltà nel vincere il loro girone nel campionato juniores, il Città di Mascalucia. Allora, nel frattempo facciamo vedere la schermata di questa classifica che vede la squadra di Beppe Trigomi insomma quasi dominare, perché è stata una lunga cavalcata che vi ha portato al primo posto, e tra non molto affronterete tutti i playoff che saranno sicuramente molto impegnativi. Allora, dimmi. Diciamo che E poi andiamo a conoscere i tuoi ragazzi, Certo. che giustamente sono stati ospiti visivi soltanto sin qui. L'inizio è stato, devo dire, una sorpresa anche per me e anche per la società. Il gruppo è formato da ragazzi che la scorsa stagione erano tutti pressoché allievi, amalgamati con 4-5 juniors della scorsa stagione, Vogliamo ricordare l'età? Perché magari 95 chi e non- 96. I 94 I nati sono nel fuori- 95 e nel 96. I 94 sono fuori quota. Fuori quota. In Voi rosa, ne avete in rosa squadra? ne ho 4. In distinta ne vanno sempre 3. Fra infortuni e squalifiche, i mister della prima squadra che li mandano non sempre, sono riuscito comunque a farli girare, a farli giocare quasi tutti.
E ti dicevo, con Giovanni Spini, il presidente, siamo rimasti sorpresi, ma eravamo comunque fiduciosi che potessero far bene. Così no. All'andata abbiamo fatto solamente un pareggio e tutte vittorie contro l'Atletico Catania. Avete rallentato un po' nel ritorno, però è anche Abbiamo vero- giocato quella partita in 10 per 75 minuti e hanno pareggiato al 95esimo. Vabbè, ci può anche stare. Ci può stare. E nel girone di ritorno, fra varie difficoltà di allenamenti, cambio di allenatore nella prima squadra, i ragazzi che per problemi di scuola... e Ecco, quant'altro. perché ricordiamo anche che molti ragazzi della tua squadra fanno parte Sì. della prima squadra che Sin milita nel campionato dall'inizio, di sin prima dall'inizio categoria. della stagione col presidente le cose erano state chiare e definite, cioè che tutto il gruppo juniores si allenasse a prescindere dall'allenatore della prima squadra insieme alla prima E questo è squadra. importante, anche se poi credo che sia anche fondamentale che loro E per creino una un gruppo crescita, di categoria. sì, eh. crescono e devo dire che gli elementi e le basi ci sono, anche se nell'arco degli anni il livello tecnico si è abbassato notevolmente. Notevolmente, Però quest'anno ho visto sia nella mia squadra che anche in altre società diversi giovani interessanti, non solo da un punto di vista tecnico ma anche caratteriale, perché non è facile per un giovane giocare in una prima categoria o in una promozione. Beh, lì subentra anche il ruolo a questo punto Certo. dell'allenatore, che non è soltanto un Indubbiamente, allenatore, oggi ma ci anche sono un maestro di tante, vita. tante distrazioni. Io ho 36 anni, quando ero juniores non c'erano tutte queste tecnologie, queste distrazioni. Sappiamo di questo problema. E Cosimo magari ha qualche anno in meno, però infatti. voglio dire, siamo riusciti comunque tutti quanti a far bene, abbiamo perso una sola partita e una pareggiata. Vabbè, adesso Diciamo che- arriverà il momento più difficile, perché ci sarà insomma da incontrare altre squadre degli altri gironi. Il discorso dei playoff è un discorso sempre È molto sempre particolare. importante, ma che va affrontato con molta attenzione. Avrei gradito un confronto diretto con una sola società. E invece ci sarà probabilmente Il girone un discorso a tre è del difficile, triangolare, è vero. è sempre più Voglio difficile. conoscere un po' i ragazzi, allora vediamo un pochettino chi ha il microfono intanto. Allora vi passate il microfono così vi conosciamo uno per uno, ok? Tu sei? Mi chiamo Carlo Malaponti, Ruolo? attaccante. Attaccante. Quanti gol quest'anno? 13. Mica pochi, Bravo. 13 gol, bravo, complimenti. Passiamo il microfono. Mario Benivegna, difensore. Difensore, parla vicino al microfono. Difensore. Niente gol. 3. 3 gol, quindi è una squadra abbastanza importante, perché riescono a fare i gol anche i difensori. Mentre invece tu sei veramente il bomber di questa squadra. Ti chiami? Salvo Costantinopoli, attaccante. Attaccante, beh certo. Quanti gol? 18. 18. Attenzione, perché adesso le difese nei playoff Bella saranno un coppia, po' più strette. 31 gol in 2 gli attaccanti. Infatti, non so- bella deve essere coppia, Lorenzo. complimenti, infatti. Abbiamo un altro giocatore, Gianluca Florio, difensore. difensore, niente gol, vabbè, ci può anche stare. Poi, Francesco Di Chichi, difensore, Difensore. Otezzino. Niente gol. niente gol, vabbè, ci può anche stare. E sei un 98, mi dice il mister, quindi insomma sei giovanissimo, in prospettiva. Tu sei del? 97. 97, parla vicino al microfono. Fabrizio ti chiami? Marchese. Fabrizio Marchese 2 gol. 2 gol, ruolo? Centrocampista. Centrocampista, bene. Davide Mannino difensore. Difensore, Niente gol. niente gol, va bene, ok. Andrea Di Mauro, centrocampista. Sei un 97, mi dice il mister. 3 o 4 gol. 3 o 4, quindi sei allievo allora tu ancora quest'anno, che comunque si stanno anche comportando bene, a dimostrazione che quest'anno in città di Mascalucia sta veramente costruendo un bel progetto a livello giovanile. Passiamo il microfono. Patrick Billa, centrocampista. Aspetta, non ti ho capito, scusa. Patrick Billa. Billa con la B, bene. Gli Centrocampista. occhiali sono i tuoi, li metti anche in campo? No. Ah, benissimo. ok. Centrocampista 6 gol. 6 gol, mica male. Passiamo l'altro microfono. Andrea Spina e sono il portiere. Ah, bene, giustamente. Ci Gol, vuole. zero. Quanti gol hai subito quest'anno? È stata una difesa importante. Diciamo che ci siamo comportati bene anche in difesa. Ne hai parati i rigori? Hai parato 4 rigori? rigori. 4 rigori fa prima squadra juniores. Ecco, prima squadra, perché ho saputo che hai debuttato anche in prima squadra, quindi la juniores ti serve per migliorare il bagaglio tecnico, che poi giustamente in prima squadra ti serve, perché anche il campionato di prima categoria è sempre un campionato importante. Io, chi è il capitano di voi? Ecco, passiamo un attimo al microfono al capitano che parla a nome della squadra. Com'è questo gruppo? Si comporta bene? Siete amalgamati? Avete sì, è un creato una bella atmosfera negli spogliatoi? Sì, sì, è un gruppo molto unito in tutti gli ambiti.
ci comportiamo... cioè, Parla al microfono però. Sì, siamo una squadra molto unita e quindi crediamo molto in noi stessi e sicuramente... Che lavoro sta facendo il mister? Buono? Vi dà dei giusti suggerimenti sicuramente? È cattivo oppure è anche uno che entra nella vostra mentalità? È un mister che entra anche nelle nostre mentalità, sa essere sia duro, Certo. ma anche molto, cioè con noi molto gentile. In tutti... Perfetto. Ragazzi, io vi faccio in bocca al lupo, mi raccomando, attenzione perché i playoff sono sempre molto difficili, perché si può arrivare da primi in classifica e poi perdere con una squadra che per miracolo è riuscita a entrare nei playoff, quindi mi raccomando, sempre attenzione. Siamo nel momento finale, in chiusura, salutiamo chiaramente il nostro Alessio Patti, commentatore ufficiale del Calcio a 5. In bocca al lupo. Una buona settimana a te, a tutti i nostri telespettatori, e in bocca al lupo al mister che con la sua squadra PGS, che lui è allenatore a calcio a 5 a PGS, Sì. PGS ha uno scontro importantissimo per il primo posto questa settimana. Benissimo, allora un saluto e un in bocca al lupo naturalmente a mister Tricomi, con lui chiaramente vediamo di a trovarci voi. di nuovo con una posizione ancora più Speriamo. importante nelle finali Speriamo. regionali, ok? E il saluto finale va anche naturalmente a Cosimo Montalto, che è stato nostro ospite, con lui abbiamo parlato dall'eccellenza interregionale sino addirittura al campionato di prima categoria, che lo vede protagonista nel Tre Castagni. In bocca al Grazie lupo. mille, grazie, buonasera. E naturalmente anche a te omaggiamo l'ingresso per lo spettacolo Stomp che si svolgerà al Teatro Metropolitan di Catania l'11 e il 12 di marzo. Spettacolo interessantissimo, anche quello uno spettacolo ideale per caricarsi in vista del finale di campionato. Perfetto. Il saluto ultimo, e su questo chiamo anche l'applauso dei giovani ragazzi del Città di Mascalucia, alla nostra Federica Di Benedetto. Sì, auguro un buon inizio di settimana a tutti e a tutti i telespettatori e un buon fine serata, diciamo. Perfetto, grazie a Federica. Con lei, insieme anche all'altra penaltina Giulia Bonaccorsi, ci rivedremo naturalmente sempre qui su Sesta Rete a partire dalle 19:30 domenica prossima. Arrivederci.